Centro Sassari, bentrovati, l'unica trasmissione, come sapete oramai, che parla esclusivamente della città di Sassari. Oggi una puntata di colore, costume, società, parleremo di Capodanno. Abbiamo aperto da qua perché finalmente Piazza d'Italia sarà di nuovo protagonista di un grande Capodanno degno della seconda città della Sardegna. Ne parleremo anche con la politica, ma io prima devo necessariamente tornare all'anno scorso per ricordarci il Sentiment, da dove mi è uscito? Sembro Barbara D'Urso, della città di Sassari rispetto alla tragedia, al flop incredibile dell'anno scorso. La città l'aveva vissuta parecchio male. Ripercorriamo le interviste dell'anno scorso e poi parliamo del Capodanno di quest'anno. Capodanno, vediamo un po' cosa ne pensano i sassaresi. Esercente storico di Sassari, pizzeria da Bruno, che di Capodanni ne ha visti tanti, come questo. Fa schifo. Ecco. Perché? Perché non ha fatto un cavolo questo sindaco? Per Capodanno. Per Capodanno, allora. E siamo in piazza Tola, che come vedete è un po' triste, un po' deserta. E sarà così anche a Capodanno, perché questa non è una delle piazze. Scusi, la disturbiamo mentre lavora. Cosa ne pensa di questo Capodanno sassarese? Mi sa che è un po' triste, perché non tutti vanno a ballare nelle piazze. Ci inerpichiamo verso Piazza Castello. Ecco, le giovani. Sapete cosa ci sarà? Sì, balli. Balli. Non ti piace? No. Te la faccio. Cosa avresti voluto? Musica, divertimento. E quindi andrete via a Capodanno in un'altra città? Sì. Che peccato. Dovrebbero sì. prendere esempio a Sassari. La signora diceva l'angolo più bello di Sassari. È vero. A Capodanno a Sassari stiamo raccogliendo i pareri. Cosa ne pensate? Ma io andrò ad Alghero, mi tratto. E invece tu? Alghero. Scusate, Capodanno sassarese stiamo raccogliendo i pareri. Cosa ne pensate? Un po' deludente, la Vero? verità, sì. Mi aspettavo che anche quest'anno organizzassero qualcosa di più in Piazza d'Italia, solitamente un qualche concerto. E cosa farete a Capodanno? A casa. A casa? Sì, il programma è triste. Ad Alghero ci sono concerti, c'è di tutto. Perché Sassari non deve avere le stesse identiche cose? Volevo però entrare dagli storici. Buongiorno. Stiamo raccogliendo i pareri anche degli esercenti sul Capodanno sassarese. Cosa ne pensate? Diciamo che rispetto alle altre città non siamo al top. Mi dispiace molto. Poi i ragazzi dove stanno andando? Ad Alghero? Anche a Benetutti? No, A Benetutti? sì, ma Pur di non stare a Sassari. Ovunque hanno organizzato un Capodanno in qualsiasi paese, tranne Sassari. La signora, no comment. Non la riprendiamo, però ha detto no Sassari è una comment. vergogna, siamo Cagliari all'avanguardia, Sassari è una vergogna. Stiamo chiedendo agli esercenti qua del centro cosa ne pensano del Capodanno. E voi cosa ne pensate? Che viviamo in Madrid, quindi siamo venuti in vacanza. Non sono problemi che ci riguardano. Grazie, buon Andiamo a anno. Alghero comunque per il Capodanno. No! Certo. Anche voi ad Alghero? Claro che sì, perché più... Perché c'è qualcosa da fare. Qua fanno i balli, no? Belli. E in effetti i balli chi li balla? I balli, chi li balla? Li ballano. Tra i vari commenti che stiamo raccogliendo ce n'era uno di un signore che non voleva essere ripreso e rispettiamo la sua scelta, ma che faceva un ragionamento intelligente. Cioè lui ragionava per numeri e diceva: Sassari ha già 100.000 abitanti, coinvolgi l'Interland, sono già 180.000 persone. Ovviamente se fai qualcosa di importante per trattenerli qui è il Capodanno di maggior successo. Anche se Alghero, Castelsardo, altri facessero il Capodanno non ci sarebbe competizione. E siamo arrivati nel salotto cittadino, guardate che bello, oltretutto una bella giornata. Giovani, dove andrete a Capodanno? Ad Alghero. Tutti ad Alghero. Ma verrà, tutti ad Alghero? Sì, ad Alghero. Siete sassaresi? Sì. Cioè, che dispiace. Non c'è niente a Sassari. Non lo so, opteremo verso Alghero probabilmente. Veramente sì. La domanda è, ma chi rimarrà a Sassari a Capodanno? Non lo so perché non penso che escano gli anziani poi. Non lo so. Cioè, in effetti, se tu togli tutti i giovani, che sono Olbia, Cagliari, Alghero, Sì. togli giustamente le persone anziane, che rimane? I genitori dei ragazzi che ballano. Ecco, giusto. Allora può essere lì.
Insomma, avete capito, i social lo dicevano già, le interviste nostre l'hanno confermato, davvero non abbiamo trovato una persona contenta. Io direi a questo punto però di andare a chiedere all'amministrazione il perché di questa scelta. E infatti eravamo andati col nostro Graziano dagli amministratori a chiedere conto di questo flop finito su tutti i giornali e la risposta era stata, da buon padre di famiglia, che è meglio utilizzare i soldi per varie questioni più importanti e non spenderli in un solo giorno per un banale capodanno. Ma se la linea era questa, allora perché quest'anno è cambiato tutto? Torniamo allora a Palazzo Ducale a chiedere spiegazioni, ma prima andiamo a chiedere ai sassaresi cosa ne pensano. Piazza d'Italia di nuovo protagonista di un grande capodanno. Contenta? Come no, felice. Stiamo sentendo un sacco di persone che quest'anno guarda un po' rimarrà a Sassari. Veramente sì, ne vale la pena. Giovani, Capodanno, lo farete qua? Quest'anno ne vale la pena. Sì, dai. Sapete cosa ci sarà? Sì. Renga e Neck. Neck e Renga. Rimarrete qua per Capodanno? Sì, certo. Contente? Sì, molto contente. Sembra che quest'anno hanno fatto qualcosa finalmente, sì. Almeno per i giovani, dai. Almeno non siamo l'ultima. Esatto, bravissimo. Beh, almeno il Capodanno. Capodanno, abbiamo ballato l'anno scorso. Ah, voi eravate? Ah, no. Oh, avete visto che diversità? Se l'anno scorso era tutto tristezza e rassegnazione, quest'anno invece c'è decisamente un altro umore. Ora, quest'anno i sassaresi possono vantarsi di vivere in una città degna, la seconda città della Sardegna, che tra le altre cose ha anche il suo bel Capodanno, come si addice a una grande città. L'anno scorso invece erano davvero tutti demoralizzati, un brutto modo insomma per chiudere l'anno. Quest'anno avete visto invece quanti sorrisi? Opinioni di Capodanno stiamo raccogliendo, perché Sassari di nuovo finalmente protagonista di un grande Capodanno. Certo. Cantanti quest'anno e dunque verrete in piazza? Certo che sì. Ma l'anno scorso i sassaresi erano andati ad Alghero, a Cagliari, a Olbia. No, rimaniamo qua e ci godiamo la festa, dai. Piazza d'Italia di nuovo protagonista di un grande Capodanno, cosa ne pensate? Ottimo. Molto interessante. L'anno scorso dove eravate andati a Capodanno? L'anno scorso a Cenone. Ah, ok. E quest'anno? E quest'anno in Piazza d'Italia. Piazza d'Italia, bravi. Ovvio. Capodanno a Sassari. Finalmente si torna protagonisti. Dove andrete a Capodanno? Vediamo, stiamo un po' valutando, però almeno quest'anno non facciamo brutte figure come abbiamo fatto gli scorsi anni e soprattutto l'anno scorso. Una città come Sassari, con gli abitanti che abbiamo, non possiamo rimanere nel nulla, non possiamo fare brutte figure come abbiamo fatto, quindi il sindaco quest'anno si è messo la mano sulla coscienza. Speriamo che da ora in poi Sassari faccia anche a livello di eventi. E allora prendo la palla al balzo e andiamo proprio a parlare con la politica per vedere come sarà il futuro di questa città. A distanza di un anno esatto torniamo a parlare con il signor sindaco di Capodanno. L'anno scorso un po' demoralizzati, forse un po' polemici perché avevamo sentito la cittadinanza scontenta di questo Capodanno e invece quest'anno torniamo al contrario a complimentarci di questo Capodanno davvero sensazionale. Quali sono le differenze? Perché l'anno scorso nulla e quest'anno un Capodanno così ricco? Ma le motivazioni sono due. La prima fondamentale, come in tutte le famiglie, se ci sono i soldi si va in vacanza, se non ci sono i soldi in vacanza non ci si va e si spende magari per pagare la luce, l'acqua, le bollette. Quest'anno, grazie al lavoro di tutti questi anni, abbiamo riportato le nostre finanze in notevole attivo e in più abbiamo avuto l'incentivo di finanziamenti regionali e questa è la motivazione. L'anno scorso andò male perché c'erano certamente pochi soldi, ma perché in qualche maniera era stato organizzato effettivamente, questo lo riconosco, era stato organizzato in ritardo proprio per la mancanza di finanziamenti, cioè per la mancanza di poter fare una programmazione con largo anticipo perché dovevamo veramente trovare i soldi e perché si era scelto di lavorare con operatori che poi in qualche maniera non hanno saputo mantenere completamente gli impegni. Però quest'anno abbiamo lavorato con operatori serissimi e quindi credo che quest'anno per la prima volta, e lo ribadisco, si possa iniziare una serie di
di eventi che riporteranno Sassari a riprendere quello di protagonista che il territorio ci chiede e che la nostra storia pretende. Ah, lei la sta già vedendo in prospettiva futura? Non sarà solo quest'anno, il finanziamento prevede un lungo medio periodo. Come ho detto, questo è l'ultimo capodanno che gestisce Nanni Campus, ma è il primo dei capodanni del territorio di Sassari. Piscine Arcobaleno, piscine per strutture ricettizie o civili abitazioni, grandi o piccole, a pelo d'acqua o rialzate, complete di accessori e manutenzione. Maggiori dettagli sul sito o sui nostri social. Sviluppa le tue competenze con Performa, corsi di formazione anche gratuiti per sbloccare il tuo potenziale e trasformare le tue passioni in competenze per un nuovo lavoro o per progredire nella tua carriera. Performa, dai una svolta alla tua carriera. Al primo, Risto Bar riapre in versione invernale e vi ricorda il suo ricco menù con piatti preparati con cura e materie prime di qualità, in un ambiente in riva al mare rivisto in versione invernale. Seguici sui social o vieni a trovarci per scoprire i nostri piatti e le nostre iniziative. Al primo Risto Bar, Sorso, settima discesa al mare. Per Dentro Sassari, l'unica trasmissione TV e web che si occupa della città. Oggi ci occupiamo di politica cittadina. Raccontiamo delle ultime vicende che hanno interessato l'amministrazione, il sindaco, eccetera. Vediamo quanto i cittadini conoscono di questa situazione e cerchiamo di approfondire, perché ho come la sensazione che Sassari non ne sappia nulla di quello che sta avvenendo. Scusate, stiamo chiedendo ai sassaresi se sono informati delle ultime vicende del sindaco. Mi dimetto, non mi dimetto, è finita la legislatura, non ne sapete niente? No, non siamo informati. Io no. Non ne sa niente? No. Ma ne sapete niente delle ultime vicende del sindaco? No. Non ne sapete niente? Scusate, stiamo chiedendo ai giovani se sanno cosa è successo negli ultimi giorni della politica sassarese. No, purtroppo non ne sapete niente? No, sinceramente non lo sapevo. Ma non se ne parla neanche nei social, nessuna notizia è arrivata? No, zero. Niente. No. Non ne sapete niente? No. E i vostri genitori non ve l'hanno mai detta? No, non si parla di questa casa. Povera gioventù. Stiamo chiedendo ai sassaresi se sanno qualcosa delle ultime vicende del sindaco. Mi dimetto, non mi dimetto, arriva il commissario. Per me se si dimette e fa l'operazione migliore che può fare un sindaco, perché si capisce guardando la città che è una persona che non sa amministrare, dunque faccia un altro mestiere, il medico, magari è bravo lì. Ma che si dimetta? Non sono sassarese. Lei dice si deve? Si deve per forza. Abbiamo le mattonelle rotte proprio davanti al portone. Ecco Che possiamo... Ha detto che non è vero. Non è vero? Facciamo venire a lui. Non ne voglio sapere niente. 5 Stelle tolgono l'appoggio. No, io... E quindi il commissario può arrivare a Sassari? No, non ne sapete niente. No, guarda, proprio, io penso tutt'altro. Immagino. Scusate, 2 secondi, stiamo chiedendo ai sassaresi se sanno delle ultime vicende della politica sassarese. Il sindaco mi dimetto, non mi dimetta, arriva il commissario, 5 Stelle. No, qualcosa sapete? Sì. E cioè? Io so che 5 Stelle vogliono uscire dalla maggioranza e quindi speriamo che cada. Avete visto? Era come pensavo, non ne sa nulla nessuno, perché la verità è questa, in pochissimi leggono i giornali e non mi dite sì ma ha intervistato solo persone in strada, perché la popolazione anche questa non è solo chi è rinchiuso negli uffici, che magari è abbonato al quotidiano online e che ha magari nella pausa 2 minuti per leggere le ultime notizie, anche questo è Sassari e come vedete vi assicuro, io non posso mettere mezz'ora di interviste che tanto tutti dicono la stessa cosa, ho messo un sunto, ma vi
assicuro che il 90% delle persone che abbiamo fermato non ne sapeva nulla e quindi non ha un parere su quello che è successo. E allora, visto che la funzione di questa trasmissione è anche informare le persone su quello che accade in città, andiamo adesso a Palazzo Ducale a parlarne con i diretti interessati che ci spiegheranno non solo cosa è successo, ma cosa c'è dietro, perché probabilmente c'è più di quello che hanno scritto i giornali. Andiamo a Palazzo Ducale. Signor Sindaco, ben trovato. Noi abbiamo fatto un po' di interviste in giro per capire cosa sapeva Sassari delle ultime vicissitudini qui in comune e ho notato che molti non ne sapevano nulla perché magari non leggono i giornali, altri invece sapevano delle cose che non corrispondono alla realtà. E allora direttamente dall'interessato vediamo di capire un po' cosa è successo. Quello che è successo è che noi 3 anni fa abbiamo siglato un accordo programmatico sulla base proprio di punti programmatici con i consiglieri del Movimento 5 Stelle eletti in Consiglio e sottoscritto anche con i vertici regionali del partito e da quel che so io anche condiviso dai vertici nazionali. Arriviamo a questa vigilia di campagna elettorale per le regionali e i nostri consiglieri ricevono dai giornali al momento un diktat di dover togliere la fiducia a questa amministrazione che vede oltretutto un'ex consigliera comunale dei 5 Stelle diventare assessore. Ecco perché la città non capisce. Non si capisce perché per non so, io davvero non riesco nemmeno a comprendere, se non pensando che magari qualcuno in sede locale non volesse concorrenza nell'ambito delle possibili preferenze per le regionali. Esatto, io volevo arrivare là, cioè sono io complottista oppure ci vedo dietro un ragionamento un po' più complesso, dove si vede un qualcosa in prospettiva. Sto sbagliando? Ripeto, chiunque faccia politica e abbia un po' di esperienza politica sa che il periodo delle polemiche non è certo quello della vigilia di elezioni così importanti come possono essere le elezioni regionali, a meno che appunto non si cerchi di liberare il campo da possibili concorrenze, da possibili interferenze, non lo so. Quindi anch'io mi chiedo davvero a cui prodest questa azione. Io credo che faccia molto molto danno al Movimento 5 Stelle. Io posso andarmene anche domani, l'ho detto serenamente, non ho problemi, non devo battere nessun record perché l'ho già battuto, ma non cercavo nessun record, posso serenamente tornarmene a casa con la coscienza pulita di aver dato il massimo, davvero con la coscienza a posto politicamente. Io credo che anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle abbiano fatto questo ragionamento e hanno messo, se così posso dire, a repentaglio la loro permanenza in quello che era il loro movimento politico per una questione di rispetto, non tanto verso Nanni Campus, anzi direi proprio non nei confronti di Nanni Campus, ma nei confronti di tutta un'intera città. Ancora una volta qui nell'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Murru. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Ma in buona sostanza ci vuoi dire una volta per tutte che cosa è accaduto nel Movimento 5 Stelle che poi ha portato voi a confermare l'appoggio a questa giunta? Allora Graziano, devo dirti che dobbiamo partire dall'inizio. L'inizio è stato il dicembre 2020 quando una delle liste civiche in appoggio al sindaco Campus decide di uscire dalla maggioranza e noi con grande senso di responsabilità in quell'occasione diamo la disponibilità al sindaco di proseguire il percorso, anche perché avevamo tanti punti programmatici in comune, e sigliamo un accordo programmatico con l'autorizzazione e la firma del Movimento 5 Stelle nazionali e il benestare anche del nostro coordinatore regionale Ettore Licheri. E cosa succede? Succede che adesso ci viene chiesto di non rispettare più questo contratto, in quanto a livello regionale il Movimento 5 Stelle ha siglato un accordo con il cosiddetto campo largo con le liste di centrosinistra. Sul giornale che cosa leggiamo? Leggiamo che il Movimento 5 Stelle toglie l'appoggio all'amministrazione Campus, senza che nessuno di noi che siamo esponenti del Movimento 5 Stelle in città abbiamo ricevuto una convocazione dal coordinatore regionale, dal coordinatore provinciale che ci dice questa è la situazione. Questo ha scatenato un putiferio, devo dirvi, che mi ha anche un po' sorpreso, perché se noi riceviamo degli attacchi perché manteniamo un accordo
evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella politica in generale. E se possiamo noi dare invece il messaggio e il segnale che gli accordi e i patti si rispettano, ma questa per noi è una medaglia. Pena l'espulsione. Pena l'espulsione, ma anche questo mi fa sorgere un sospetto. Come mai i coordinatori del Movimento 5 Stelle si accorgono oggi, dopo 3 anni, che l'azione del Movimento 5 Stelle a livello comunale non sarebbe coerente o che sarebbe distante dai cittadini? Per 3 anni questi coordinatori perché non si sono accorti di questo e se ne accorgono soltanto oggi? Sorge qualche sospetto, sorge il sospetto che magari la città di Sassari sia stata discussa all'interno di un campo largo e magari venduta per arrivare a qualche nomina. Noi al momento continuiamo a confermare che siamo nel Movimento 5 Stelle, sosteniamo la Giunta Campus, siamo coerenti con un accordo firmato dal Movimento 5 Stelle nazionale fino a prova contraria, che non può essere un comunicato stampa o un'intervista radiofonica, ma deve essere una comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle non è entrato in maggioranza con un comunicato stampa, è entrato in maggioranza con un accordo siglato. Davvero è stata una situazione che ci ha colto di sorpresa, perché in nessun modo la nostra presenza qui a Sassari intacca quella che è l'alleanza in regione per le regionali. Commissariare Sassari significava, in un momento politico così importante, lasciare la seconda città della Sardegna senza una guida, e noi sinceramente con il mantenimento di un accordo, ripeto, siglato, non ci siamo sentiti di fare questo tipo di passo. In caso di espulsione poi cosa accadrà? Quale futuro vi aspetta? Ma guarda, qualora ci fosse, noi riceveremo questa comunicazione e ovviamente faremo le nostre scelte. In Consiglio Comunale dal punto di vista tecnico non cambierebbe nulla, cambierebbe eventualmente il nome del gruppo qualora ci fossero informazioni o comunque comunicazioni ufficiali di diverso tipo che oggi non sono arrivate. Francesco, ben trovato. Ti abbiamo coinvolto in questa puntata di chiarimento perché effettivamente io ho fatto delle interviste in giro e la maggior parte, credimi, non sanno cosa è successo, o meglio, non lo sanno bene. Io ho visto la tua intervista sul TG3 e so che hai una posizione molto netta. Noi vediamo che i nodi sono venuti al pettine, insomma, come si suol dire. Guardi, un commissario oggi è molto meglio dell'amministrazione che stiamo vivendo e che sta sopportando questa città. Questa esperienza che stiamo vivendo qua in città a me crea qualche difficoltà legata al fatto che io sono comunque un uomo di partito, quindi a me già l'esperienza civica di per sé mi sta un po' stretta per la città di Sassari. Chi difende estremamente il civismo, che va molto di moda adesso, dimentica che la Costituzione italiana all'articolo 49 prevede che esistano i partiti politici, che sono quelli che devono occuparsi di amministrare la cosa pubblica. Ecco perché io sono all'opposizione di questo tipo di gestione della cosa pubblica, perché a me sono cose che veramente non interessano. Arrivando a Sassari, io sono convinto che questa esperienza non abbia dato a Sassari i risultati che i protagonisti dell'esperienza stessa pensavano di dare. Cioè tu speravi che fosse l'occasione giusta per far cadere la giunta? Ecco, io speravo che fosse l'occasione giusta per far rinsavire chi di civismo ha infilato la maglietta, ma che poi è comunque un prodotto di un partito politico. Quindi, cosa c'entra con questa situazione? C'entra moltissimo, perché i partiti avrebbero gestito la cosa in maniera collegiale. Nel civismo invece c'è uno che comanda e gli altri che devono abbassare la testa. Per esempio il Movimento 5 Stelle, che ormai è un partito, infatti ha fatto arrivare un, chiamiamolo, avviso di sospensione, che poi non si rivelerà nulla di fatto, secondo il mio punto di vista, ai componenti del Movimento 5 Stelle che hanno chiuso un accordo politico che io ricordo ad excludendum, e questa è un'altra caratteristica di questo accordo che vige in città, che mi preme ricordare e informare le persone.
Dopo aver sentito i 5 Stelle, il sindaco e parte dell'opposizione, era il momento ora di far parlare il coordinatore regionale dei 5 Stelle, Ettore Licheri, che abbiamo sentito telefonicamente ma non siamo poi riusciti ad intervistarlo per una partenza improvvisa. Peccato, perché avremmo potuto sentire dalla sua viva voce il perché di questa decisione da parte dei 5 Stelle. Pensando di aver reso un bel servizio alla città, cercando di spiegare nel merito le ultime vicende, vi lasciamo ora con la nostra consueta rubrica Passeggiate culturali. Eurovet, in un solo ambiente 4 servizi essenziali per i tuoi animali. Eurovet è una farmacia fornita ed efficiente, ma è anche mangimi per tutti gli animali. Eurovet è anche un negozio di accessori tra i più forniti in zona. Eurovet è anche un negozio per la cura e la pulizia dei tuoi animali. Eurovet si fa in 4 per i tuoi animali. Testoni SRL è leader, in partnership con Eni, nel settore del commercio di combustibili. Consegniamo con grande puntualità e tempestività in tutta la Sardegna, anche a domicilio, lubrificanti e combustibili ad enti, condomini, privati, settore agricolo, industriale, fino a quello mercantile. Per info e dettagli su tariffe e consegne, chiama o consulta il sito. L'era della pizza, capitanata dal mitico Matteo Sanna, pizzaiolo vincitore di numerosi premi, vi ricorda le sue pizze assolutamente uniche. Oltre 30 tipi di impasti adatti a tutte le esigenze, a lievitazione naturale, con rinomate farine di tipo 1 e soprattutto super gustose. Vieni a scoprire le nostre pizze artistiche e quelle giganti in pizzeria Alli Punti o a domicilio. Alla fine di ogni puntata, come sapete, visto che parliamo di Sassari, amiamo fare la nostra passeggiata culturale e lo facciamo con Matteo, che non è uno storico, è un semplice appassionato che però ogni puntata ci fa conoscere tante cose, tante chicche, tante novità, tante cose interessanti di Sassari. Buongiorno Stefano. Buongiorno Matteo, buongiorno sempre, amici di Sassari. sempre elegantissimo. Allora, oggi siamo nel quartiere delle Conce. Questo era un quartiere al di fuori delle mura di Sassari, dove c'erano le antiche concerie, dove venivano conciate tutte le pelli del bestiame che veniva ed è per questo che si chiama quartiere delle dove Conce. Ancora molto bella e presente la fontana. Andiamo a vederla, che è una piazzettina molto ben tenuta, molto carina. Vedi questo libro, Via delle Conce, storie e memorie di un'industria dal 1850 al 1970. Qua ti fa vedere tante piccole chicche della nostra città, come questa bella fontana che un tempo dava vita a tutte le concerie. Qua venivano addossate le pelli per asciugare. Ed era un mercato importantissimo per Sassari, era molto rinomata Sassari per questo. Molto importante, Sassari era la capitale del pellame, un mercato che all'inizio è stato molto in salita e poi ha avuto un declino per la manodopera degli operai che non si trovava più e il mercato è andato a industrializzarsi e come sappiamo l'industrializzazione anche oggi ci fa penare col piccolo artigiano, perché queste erano concerie di piccoli artigiani. Qua possiamo vedere ancora delle vasche presenti dove venivano immerse tutte le pelli e poi fatte asciugare. Molte volte venivano anche colorate queste pelli perché non tutti volevano la pelle neutra, quindi venivano fatti vari colori, le asciugature, ci sono dei trattamenti. Però siamo qui e non dimentichiamo perché siamo qui. Perché siamo qui? Perché questa era una fonte sempre che dava vita alla città romana di Turris Libisonis. Anche per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo breve racconto e ci vediamo alla prossima puntata, anzi, come dico sempre, alla prossima passeggiata culturale con Matteo.